C'è ben poco da rimproverarsi. Sul campo della capolista Murano, contro una squadra costruita per puntare a ben altri obiettivi rispetto a quelli litoranei, Caorle è incappata in una sconfitta venuta a fermare quella risalita in classifica incominciata con le vittorie ottenute contro Verona e Codroipo. Il quintetto di coach Frattin è rimasto in partita per gran parte dei 40 minuti, subendo il break vincente all'inizio del terzo quarto davanti ad un cecchino infallibile come Palavra, autore di 35 punti. I canestri di Musters e Moro hanno anche cercato in qualche modo di riaprire la sfida nell'ultimo parziale, riducendo il divario sino a 10 lunghezze, ma trovando nell'ex Kreshnar colui che con una tripla nel momento di massimo sforzo Caorlotto ha di fatto spento ogni speranza di rimonta. Una battuta d'arresto ad ogni modo già assimilata, tutto il gruppo ha ripreso il lavoro con qualche certezza in più, convinti di potersela giocare con chiunque, anche contro Oderzo, l'avversario di domenica prossima, per tutti la maggiore accreditata al salto di categoria. Abbiamo fatto un'ottima partita, indubbio. Certamente Murano è una squadra allestita con giocatori di livello, però siamo riusciti per la maggior parte del tempo a imbrigliare un po' il loro attacco e a rendergli la vita difficile. Noi siamo una squadra di giovani, stiamo imparando, e direi che è stata utile per così continuare il nostro processo di crescita e il fatto di poter tenere più minuti di continuità, cosa che ci serve anche in previsione della partita di domenica contro Oderzo. Ecco, infatti uno degli obiettivi era appunto di allungare questa continuità, questa volta siamo sulla buona strada. Sì, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Adesso si tratta di fare un'altra buona settimana di allenamenti e prepararci al meglio per questa partita contro un'altra delle prime della classe. Altra prima della classe che però forse in questo inizio di stagione sta un po' deludendo, forse è la squadra che ha deluso di più tra quelle che dovevano essere lì in alto. Sappiamo benissimo che se per noi il campionato è lungo e quindi abbiamo possibilità di riprenderci dopo qualche sconfitta, anche per loro il campionato è lungo. Sappiamo benissimo anche ricordando quello che è successo a Mestre nello scorso anno. Il campionato è lungo, ci sono molte situazioni che possono accadere durante il corso dell'anno, dagli infortuni alle partite veramente nate storte. Loro hanno perso l'ultima in casa e quindi magari saranno ancora più concentrati nel voler riprendersi 2 punti, ma certamente noi in casa vogliamo far valere il fattore campo, inizia tutto, e dare battaglia come ci prepariamo a dare. Quindi 2 squadre sicuramente col dente avvelenato. Beh sì, noi non dobbiamo prendercela veramente con nessuno, dobbiamo prima di tutto migliorare noi stessi, poi vediamo alla fine se siamo stati più bravi o no.